La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio. Quinta di andata del campionato di promozione Girone C nella terra dei vivai a Villatora di Saonara, di fronte il Saonara Villatora e il Casalserugo Bovolenta. Cielo sereno, temperatura intorno ai 20 gradi, campo in perfette condizioni. Buono l'afflusso di pubblico sugli spalti. Le formazioni: calcio Saonara Villatora in bianco-azzurro, Agostini, Tonin, Fortini, Boscolo, Cella, Edel, Conte, Costa, Tombolo, Vignato, Vecchi. A disposizione di mister Franco Gabrieli, Zatta, Rigato, Dalla Vigna, Galeazzo, Varotto, Cuccu, Colla. Casalserugo in giallo-nero, Spessato, Gastaldello, Lunardi, Boscolo, Cavazzana, Bellemo, Sartori, Tamiazzo, Tono, Trevisan, Latenero. A disposizione del mister Giancarlo Murru, Romano, Bassato, Benedini, Nola, Ulai, Nardo, Zinno. Dirige l'incontro il signor Soncin della sezione AIA di Mestre, assistenti Gabriele e Giada di Venezia. Azione personale di Sartori che si gira e colpisce, Agostini è attento. Lattenero, il bomber, ci prova da lontano, la mira stavolta non c'è. Azione pulita in velocità degli avanti gialloneri e Trevisan che conclude d'un soffio a lato. Al limite dell'area pasticcio della retroguardia ospite che per poco non viene punita. L'arbitro fischia il fallo. Sullo 0-0 finisce la prima frazione di gioco. Ospiti d'eccezione all'intervallo ai nostri microfoni. Sugli spalti dello stadio di Villatora incontriamo anche Elisa Venturini, sindaco di Casalserugo. Oggi grande tifo, ma in difesa il Casalserugo ci fa soffrire. Beh, ma in attacco vediamo che c'è il Casalserugo e del resto io vengo sempre a tifare la mia squadra quando posso, naturalmente gli impegni me lo permettono, perché è sempre un piacere venire a tifare la mia squadra. Fin da bambina lo facevo con il mio papà e adesso continuo la domenica quando posso. Qualcuno che hai visto in particolare spolvero oggi? Ma il numero 2 mi sembra sia Sartori, che secondo me è molto bravo, e poi comunque io tifo sempre anche Boscolo, quindi in difesa, insomma, perché anche la difesa deve reggere. Magari chiederemo qualcosa di più tecnico all'allenatore, ma il programma della stagione della Casalserugo Bovolenta? Ma adesso qui deve chiedere naturalmente al presidente e naturalmente all'allenatore. Io vengo sempre ad assicurare il tifo perché secondo me la squadra merita. Io spero naturalmente anche in un cambio e che riusciamo magari anche a salire di categoria. È stato un bel risultato l'anno scorso, io spero anche in quest'anno in un bel risultato. Con Stefano Edel commentiamo il primo tempo di questa gara. È una brutta gara, a differenza della giornata che è splendida, è una brutta gara. Ho visto giocare il Saonara molto meglio, che è la squadra di mio figlio, e devo dire che nel Casalserugo sì, forse è un po' più pericoloso, però conoscendo sia Tono che Lattenero mi aspetterei un po' di più da tutti e due. Se si sbloccherà il risultato forse sarà più per errori che per capacità particolari. Ma questo è tutto da vedere, devo dire che il livello della promozione quest'anno non mi pare un grandissimo livello, l'anno scorso ho visto giocare meglio. C'erano squadre più forti anche dal punto di vista secondo me proprio anche delle idee della manovra, però queste sono ancora le prime giornate, il caldo si è fatto sentire fino a una settimana fa, può darsi insomma che qualcosina in più cominciamo a vedere da novembre. Certo che mi aspettavo francamente molto di più anche dallo stesso Casalserugo, conoscendo il modo di far calcio che ha Murru, il loro allenatore. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo al secondo tempo. Trova spazio in fascia destra Sartori, il suo destro non punge. Un minuto dopo è Tono a testare la posizione di Agostini. 18esimo, ancora brividi per Spessato, mentre manca ancora l'appello alla squadra di casa. Si sblocca il risultato al 20esimo, da Vecchi a Tombola che crossa lungo. Ci crede e ci mette la testa Gabriele Conte per il vantaggio, forse a sorpresa, del Saonara Villatora. Emozioni al 34esimo, quando Vignato su punizione mette al centro. Tombola si inserisce di testa, trova il 7 e il suo terzo sigillo stagionale.
Mancano 3 minuti al 90°, da Conte per Vecchi, stop a seguire, fa sedere il suo controllore, poi infila di precisione. È il 3-0 che chiude la gara. 2 sostituzioni e 3 minuti di recupero precedono il triplice fischio dell'arbitro. Risultato finale: Saonara Villatora 3, Casalserugo Bovolenta 0. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Franco Gabrielli, portabandiera del Padova di qualche lustro fa, ora mister del Saonara Villatora. Che partita è stata? Ma è stata una bellissima partita dove il primo tempo loro ci hanno messo per certi versi un po' in difficoltà, però la mia squadra ha tenuto bene e il secondo tempo siamo usciti fuori. Abbiamo fatto 3 gol e credo che insomma alla fine la vittoria l'abbiamo meritata. E il secondo tempo abbiamo impresso un ritmo diverso alla partita e l'abbiamo messa in difficoltà. Sicuramente loro il primo tempo hanno speso di più, però è una squadra, la nostra, matura, ha cercato di soffrire, al momento giusto è riuscita a portare a casa il risultato, che alla fine credo ampiamente meritato. Allora, siamo solo alla quinta di campionato, si guarda più in avanti, in alto o più dietro? Ma noi, come tutti gli anni, è una società che il primo obiettivo è la salvezza. Dopo, io questo è il terzo anno che sono arrivato qui e in questi 3 anni stiamo facendo abbastanza bene, stiamo facendo giocare anche parecchi giovani e il nostro obiettivo è di tenere la categoria. Poi dopo, se andando avanti come l'anno scorso ci siamo trovati a lottare per qualcosa di importante, non ci tireremo indietro. È con noi Luca Masiero, responsabile prima squadra Saonara Villatora. 3 punti fondamentali. Certo, per un rilancio siamo partiti un po' piano quest'anno, però se la squadra che conosco è quella del secondo tempo si può fare veramente bene anche quest'anno. Tutto lì. Aspettiamo il rientro di alcuni giocatori che hanno avuto degli infortuni e per cui speriamo bene, insomma. Ecco. Una promessa ai tifosi, qualcosa di più? Cerchiamo di fare il nostro meglio come al solito, senza montarci la testa, e prima la salvezza e poi tutto il resto. Sigfrido Trovò, direttore sportivo del Casalserugo Bovolenta. 3 gol anche oggi dopo i 3 incassati domenica. C'è qualcosa che non va? Sì, c'è qualcosa che non va, da rivedere, perché la partita al primo tempo l'abbiamo controllata bene, anzi le occasioni migliori le abbiamo avute noi, dove loro non hanno fatto neanche un tiro in porta. Purtroppo siamo handicappati, adesso abbiamo un problema un po' dei portieri, perché uno ha male, questo è il terzo portiere, noi abbiamo perso Masiero, il portiere titolare, che è andato a lavorare all'università. Adesso cercheremo di recuperare un attimino il portiere giovane e vediamo un attimo come sistemare la difesa, perché anche oggi qua siamo andati a vuoto. Non sa spiegarsi, la difesa nostra anche l'anno scorso sta la più forte del campionato, quest'anno secondo noi era buona, è buona, purtroppo abbiamo fatto 3 errori e abbiamo pagato i cari con 3 gol. Non è che la partita e il Villatora l'ha dominata, abbiamo fatto 3 errori grandi come una casa, perché abbiamo perso palla alta, è venuto giù, ha fatto 50 metri da solo, la mette in mezzo e siamo andati a vuoto. State forse pagando il salto di categoria, siamo in promozione? Sì, ma a noi ci manca qualcuno che, è vero che la categoria, però Casalserugo ha sempre fatto 10 anni di eccellenza e di promozione, vuol dire un attimo di assestamento, però penso che da domenica prossima cambierà marcia. Casalserugo da domenica prossima cambierà, senz'altro non giocherà come oggi e farà valere tutta la sua forza. Giancarlo Murru, allenatore di esperienza, allenatore del Casalserugo Bovolenta. Metamorfosi tra il primo e il secondo tempo.
Come sempre nel calcio ci sono gli eventi che purtroppo determinano molto il risultato. Analizzando la gara, il primo tempo, un bel primo tempo da entrambe le squadre che si sono disposte con molto ordine tattico, era difficile trovare spazio sia da una parte che dall'altra, quindi merito a entrambe le squadre di aver fatto veramente un gran primo tempo. Squadre ordinate che sanno giocare senza palla e forse qualcosina in più noi l'abbiamo avuta, ma non c'è, il risultato 0-0 andava bene alla fine del primo tempo. Nel secondo diciamo che forse era iniziato anche con qualcosa in più da parte nostra, fino al momento in cui un evento come al solito purtroppo decide la gara, una palla abbastanza innocua, ma la traiettoria purtroppo il portiere l'ha giudicata un po' lunga e ha determinato il gol d'oro. Una rimessa anche abbastanza, un gioco di rimessa abbastanza semplice, abbastanza prevedibile sotto l'aspetto, ma ripeto, una traiettoria che ha ingannato il portiere, l'ha giudicata non di lunghezza corretta. E da di là dopo effettivamente la squadra si è sentita un attimino colpita ed è arrivato il secondo gol di Tombola, un gol anche bello per carità, però quando si segnano anche quei gol di testa con le spalle rivolte alla porta ci vuole anche effettivamente la dea bendata per riuscirla a prendere. Sul 2-0 ovviamente la partita è stata chiusa e direi comunque che io non posso essere scontento della prestazione della squadra. Si sa che purtroppo sono il risultato che determina dopo la gara se è positiva o negativa, ma nel contesto i giocatori secondo me hanno fatto una buona partita. Non si doveva, chiaramente, io l'ho detto tra il primo e il secondo tempo, guardate che qui effettivamente la vince chi non sbaglia assolutamente la gestione proprio della singola azione, del singolo evento. Purtroppo loro hanno saputo sfruttare questo incidente di gioco nostro e hanno messo la partita nei giusti binari. Se succedeva l'opposto probabilmente sarebbe stato a risultato inverso, ma la prestazione sarebbe stata uguale, magari avessimo vinto noi. Chi andava in vantaggio si sapeva che appunto ora poteva chiudere la partita. Noi passiamo un periodo purtroppo, questa è la seconda partita che non ce ne va bene una sotto l'aspetto difensivo. Al primo errore paghiamo e dobbiamo comunque fare di questa esperienza e serve anche per maturare, anche perché è il primo anno che siamo in categoria. Abbiamo dei giovani che ovviamente fanno la prima loro presenza in questo campionato, per cui dobbiamo avere anche il tempo di farli maturare e aspettiamo anche di recuperare qualcuno che per noi è anche molto importante. Ma ripeto, nel complesso io non mi sento assolutamente di condannare la squadra, anzi tutt'altro. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna all'installazione e ritiro, pulizia, supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.